Prima è stata la Regione, poi ieri a Roma. Parliamo dell'interlocuzione che ha avuto ieri con le istituzioni nazionali. Ieri c'è stata una visitazione presso la 13ª Commissione Ambiente e Territorio al Senato, in cui è stato esposta la vicenda Licata nella sua interezza, l'attività che il Comune, l'amministrazione comunale sta portando avanti insieme alla Procura della Repubblica e la rappresentazione di quel senso di ingiustizia, interpretando il sentimento dei cittadini ricatesi che vivono perché non si sanno dare risposta alla domanda perché le demolizioni sono a Licata, come se quasi fosse stata una scelta del sindaco, aggravata ancora di più dalle dichiarazioni del presidente Crocetta che ha fatto immediatamente marcia indietro, in cui afferma si potevano salvare gli immobili dalle demolizioni dichiarando il prevalente interesse pubblico. Non è previsto dalla norma la dichiarazione del prevalente interesse pubblico per gli immobili entro i 150 metri edificati dove insiste un vincolo di inedificabilità assoluta. Serve un percorso normativo se c'è la volontà di recuperare questo patrimonio immobiliare. Quindi Crocetta cosa ha detto? Quasi quasi quando lei ha paventato le sue dimissioni diceva se Cambiano si dimette ci penso io, ma non avrebbe portato avanti le demolizioni, allora avrebbe salvato le case? No, Crocetta non poteva salvare le case se non facendo una legge, quindi il Presidente credo che abbia compreso che deve più parlare di fatti concreti e meno di slogan e di messaggi propagandistici. Non c'è ad oggi nel quadro normativo attuale alcuna possibilità per salvare dalle demolizioni gli immobili entro i 150 metri, quindi serve un percorso legislativo che naturalmente va condiviso con il Ministero dell'Ambiente e con il Governo nazionale per evitare di incorrere in ipotesi di incostituzionalità. Il patto per Licata 100 milioni secondo lei sono uno slogan oppure si concretizzeranno? Guardi, giudicheranno i cittadini. Di sicuro c'è grande attenzione per Licata, non è vero che non c'erano progetti da finanziare. Sono venuti fuori importanti interventi sul territorio, dalla messa in sicurezza del fiume Salso che esondando può provocare problemi al centro abitato, alla messa in sicurezza e all'ammodernamento della SS 115 nel tratto Licata-Gela Vittoria Comiso, che collegherebbe agevolmente la nostra città e quindi anche la parte dell'Agrigentino all'importante infrastruttura che è quella aeroportuale di Comiso. Io credo veramente che i cittadini non possono solamente percepire la presenza delle istituzioni quando si parla di demolizioni e invece quando si parla di mettere in sicurezza il territorio non arriva alcun riscontro e alcuna risposta. Ma adesso si sente più tranquillo? L'esperienza mi porta la poca esperienza mi porta a dire che devono concretizzarsi tutte le discussioni fatte nelle sedi istituzionali opportune, ma parlando con istituzioni e con persone per bene e serie non ho motivo di non credere che tutto ciò di cui si è discusso per Licata, per il territorio, per la comunità e non per il sindaco si traduca in fatti concreti.